fatto e adesso subito la Presidente nazionale Antonella Giacchetti, a lei le conclusioni finali. Che saranno brevissime perché altrimenti la tenuta è quella che è. Innanzitutto una precisazione: differenziamo il main sponsor dai patrocinatori. Noi abbiamo un unico main sponsor che è Unicredit, che con la nostra associazione ha fatto un patto di triennale molto interessante anche di formazione per le nostre aziende. Poi osservazioni su tutto quello che è stato detto. Scusate, devo mettere gli occhiali, a quest'ora non si vede più niente. Innanzitutto, conclusioni. Le aziende femminili contaminano un intero percorso generazionale. Urru, madre, figli, adesso verranno altre donne. Quindi evidentemente hanno un processo positivo, no? Nella contaminazione, quindi non finiscono, non rimangono dentro se stesse, ma trasformano e portano agli uomini. Aziende femminili portano soluzioni di nature-based solutions, cioè che sono una novità oggi, non se ne parla, ma tutte quelle che abbiamo sentito praticamente hanno portato a nature-based solution, che sono le strategie, azioni e interventi basati sulla natura. Abbiamo anche capito che possono essere un veicolo essenziale per riportare le attività sui territori. E questa è una cosa a cui Aida crede molto. Vi facciamo presente che il secondo evento del percorso V20, di cui prima non ho parlato, svolto in Umbria, ha avuto a titolo Rigeneriamo la vita, partiamo dai borghi e dalle aree interne. E abbiamo dimostrato come queste azioni possono portare a uno sviluppo della prosperità, un miglioramento della qualità della vita degli individui, comunità energetiche democratiche, e abbiamo fatto un documento di sintesi che gireremo, le socie Aida lo conoscono, ma lo gireremo urbi e torbi, che è stato presentato anche al ministro Giovannini e ha avuto il riconoscimento della sua bontà sia dal professor Frey del Sant'Anna di Pisa che dal professor Cotana, rettore dell'Università di Perugia. Questo è un riconoscimento importante. Quindi crediamo a questa capacità che ci ha confermato Monica Corcò. Nelle aree in via di sviluppo, se aiuti le donne, aiuti un mondo e porti la prosperità. Poi per contaminazione, Urru dimostra, si estende poi anche agli uomini e si fa una riconversione, una rigenerazione. L'importanza della formazione, sì, è basilare. Questa giovane a me riempie di gioia, perché penso che quel cambiamento di paradigma di pensiero a cui facevo riferimento prima, in questa generazione è già in atto, forte e consapevole. Sono le nostre generazioni, le generazioni più anziane che hanno bisogna tenere duro per cercare di non rovinargli definitivamente il mondo, perché loro hanno già tutte le capacità e la consapevolezza necessarie. Formazione fantastica, è fondamentale. Chiudo. Come agire? Ce l'abbiamo in fondo al nostro documento di sintesi. Abbiamo una grande opportunità, il nostro PNRR. Abbiamo fatto un appello a Draghi in fondo. Non lo leggerà nessuno, ma noi l'abbiamo scritto. E magari lo pubblicheremo anche nei nostri comunicati stampa dopo questo evento. Che alcune delle risorse del PNR vengano veicolate su proprio la rigenerazione di territori, aree interne, e qui in Sardegna le avete, perché costituiscono un prezioso veicolo di rigenerazione del luogo, ma anche di attuazione di una parità femminile, perché come abbiamo detto, come ha detto anche Monica, le aziende artigianali sono a vocazione femminile, portano altre donne a lavorare, generano prosperità nel loro territorio e generano anche una qualità di vita che non è incline alla malattia. Scusatemi, ma bisogna anche porsi il tema: qual è uno stile di vita che non porta a una malattia? Per chiudere, gli ingredienti, ve li dico, che noi abbiamo indicato nel documento di sintesi,
delle priorità e di come svolgere una rigenerazione dove ci sono le imprese femminili all'interno. Un'alleanza strategica fra pubblico, privato, mondo scientifico universitario. La creazione di un patto generazionale, quello che abbiamo detto prima. Dobbiamo permettere alle nuove generazioni che hanno una consapevolezza molto più forte, forse perché sentono il pericolo, di poter inserirsi, andare avanti e portare avanti le loro idee. L'identificazione di meccanismi di misurazione, questo è fondamentale, perché di misurazione di impatto con riferimento agli obiettivi trasversali del PNRR, di cui uno è la parità di genere, i giovani. Misurazione di impatto ex post ex ante, cioè io devo sapere dove ero, quello che ho fatto, che conseguenze quello che ho fatto hanno generato, altrimenti si parla perché abbiamo la bocca. Approccio l'ultimo, approccio sistemico e integrato delle progettualità. Quindi la consapevolezza che qualsiasi intervento venga fatto nel percorso progettuale dovrà essere analizzata in modalità sistemica e in connessione con ogni altra area progettuale. Cioè bisogna cominciare a dire qualsiasi cosa noi facciamo, dobbiamo vederne l'impatto a 360 gradi e coordinarci tutti, ogni operazione con l'altra. Quindi queste sono le nostre conclusioni. Complimenti alla nostra moderatrice, a tutte le relatrici. E un grande grazie alla passione e all'emozione di Rosy. Un grande grazie a tutta la Sardegna e alle autorità presenti. E un grande grazie a Ida, in cui io credo tantissimo, se no non avrei fatto la presidente, ma ci credo tanto, perché veramente può essere un banco di confronto e di stimolo alla società civile. E raccolgo l'invito di Unido, ma dovremo fare uno Zoom, che adesso va molto di moda, e lo organizziamo e vediamo le aree. Grazie a tutti e buonasera.